Buonasera a tutti. No, aspetta, prima che mi fa questa sigla. Buonasera a tutti, visti voi, tenova de oggi, di 27 del mese di maggio 2026. Bene, abbiamo tornato da su solito, dai che salvemini, numero 11, e come entriamo in argomento del sito novas di oggi, intanto che toccamo questa videata di voi, ecco qua, e andiamo alla sua videata normale e cominciamo a vedere come si presenta per esempio la dia si presenta di voi, bella luminosa, che insomma che lo completamente spalazzato e quindi probabilmente una bella dia, più o meno 29 gradi so, di temperatura massima. Cioè, questa è un'altra videata un po' larga e come lui dimora su Taravallo a vedere come si presenta, te come l'abbiamo già anticipato da ieri, si sono le prene un po' tutto quanto a dire. Andiamo a Giovia, Crasa, si presenta de cose, ma stessi più o meno che oggi è mercoledì è spalazzato per tutto a dire. Bene, abbiamo purtroppo il toccamento di dolo da dare sente Vistichesa che è morto in forza e che comunque di che un sudolo come l'hanno fatta tutto canto insomma toccamento di dolo in Tolfa a 90 anni sinché è morta Maria José Caprolo la tia Pala fissa di Diego de Pipichedo e di Luisa Becca mamma dell'Ina, Marina, Diego, Patrizia e Maria Luigia, sorelle di Rosa, Paola e Peppe. L'interro è il martedì 26, praticamente ieri, di maggio a 3:30 in sul santuario di Santa Maria della Suvera in Tolfa. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutto da parte del Bizzi TV, Ita del zio Diego, del Pipichetto. Andiamo su a Satena, questa eccola qua, a Grazietta de Rosas, in Pioltello, a 90 Chimbando, in quel morta Grazietta de Rosa, Fissa, de Vicente de Rosas e Giovanna Bandino, sorella di Maria Lucia, Silvana, Subiato de Peppe. Grazietta, fiammasta di dottrina e del movimento dai vizi a 27 anni. L'interro, i teeresi praticamente a sa strese in Pioltello, condolenze e pazienza a sa famiglia tutta del parco di Bizzi TV. Ma a Grazietta l'ha fatto onore e viene sul comune di Pioltello. L'amministrazione comunale ricorda e partecipa al lutto della cittadina benemerita Grazia De Rosas. La sindaca Yvonne Cosciotti, insieme con la giunta e l'amministrazione comunale, si unisce al dolore della famiglia ed esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Grazia De Rosas, cittadina benemerita dal 2018. Fondatrice della Caritas di Pioltello, colonna portante per tanti anni della parrocchia di Maria Regina, Grazia De Rosas ha dedicato la sua vita al farsi prossimo, all'ascolto e alla solidarietà, diventando un esempio di umanità per credenti e laici. La sua opera instancabile rimarrà iscritta nell'albo d'onore e nella memoria della nostra comunità. Beh, una bella dedica, un bello ammento veramente. Complimenti a questa attività appunto di Grazietta De Rose. Amos un'ordinanza
sopra predisposizione contro l'incendio e quindi pulizia del locus che si può tenere all'uvere, insomma. Nell'area urbana entrano oltre il 1° giugno, ordina ai proprietari o comunque detentori di qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili che ancora non vi abbiano adempiuto di procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, delle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e ad altri rifiuti infiammabili, procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora con il decorso del tempo si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di ottobre. Ai medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze e giardini. In area extraurbana, alla compagnia barracellare, la realizzazione di una fascia parafuoco a Monte della Pineta, attiguo alla circonvallazione, nonché lungo la statale 389, nel tratto compreso tra l'Agro dei Biti, località Survare Monteruio, e il confine dell'Agro di Budosò, località Solvaco Solle. Ai proprietari e ai conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di ripulire dal fieno, rove, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini. Ai proprietari e ai conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco con le modalità di qui sopra o una fascia erbosa verde attorno ai fabbricati rurali, ai chiusi destinati al ricovero di bestiame di larghezza non inferiore a 10 metri. Ai rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio ed altri materiali infiammabili e ai combustibili di rispettare i criteri cautelativi di sicurezza vigenti e di essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Inoltre, entro il 1° giugno hanno l'obbligo di realizzare intorno ai suddetti depositi o rifornitori fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libera da qualsiasi materiale infiammabile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato. Quindi bestotto questo avvertimento. Nel periodo del 15 maggio, 30 giugno, 15 settembre, 31 ottobre, i proprietari conduttori di terreni, giardini, cortili, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti ai proprietari appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni di pascolo, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato forestale competente per territorio, dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi. La comunicazione che adesso 28 su 9, 28 costumere su 9 su mese quinta, la sposta sono tancata. Poi abbiamo un torneo di calcio giovanile polisportiva Bittese, Memorial Gian Pietro Ruiu, si gioca a Totucante su duo de Lampata, Pulcini, primi calci, esordienti, piccoli amici. Stadio Pedro Burrai, via Firenze. Rammento sempre che su 29 su 30 abbiamo sui screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto, in su Tour della Salute organizzata da ASL Nuoro, che invizia a essere sul campo sportivo Pedro Burrai 29 e 30 di questo mese. Bosamento Galo, che su 29 maggio, che Napola, a Sassese, in Sagriturismo d'Ertina, viene presentato sul libro di Roberto De Rio, Il Principe della Repubblica. Intervengono Anthony Moroni e Luciano Piras. Conclude l'autore. Colamos come assi stampa e cominciamo a vedere la prima pagina del Signore Sarda,
scelta contraria al bene comune. Aeroporto del Cagliari, privatizzazione degli aeroporti, attacco frontale della CGIL alla regione. Poi Mandas, spesa pagata dai carabinieri dopo l'appello di un padre di famiglia che purtroppo insomma non ha in aria può comprare i suoi manicari. Aiutatemi, non abbiamo da mangiare. L'appello ai carabinieri di un padre di famiglia di Mandas non è rimasto inascoltato. I militari hanno comprato il necessario. Il sindaco Opus specifica: da noi porte aperte. Loro ricevono una mini pensione, quindi non sono abbandonato il GAI. Brossu, bandiera bianca. Non abbiamo posti letto, ospedale. Le opposizioni, assessore a tempo pieno, cioè che erano chi Todde, piantete l'assessorato che io che ti impude sa presidenza, assessorato alla sanità. Palloncini per salutare Lorenzo Meschinelli, questo pizzino, il bimbo di 3 anni e mezzo schiacciato dal trattore del padre. Oh yeah, meschino. La nuova prima pagina, Brozzo posti letto esauriti, l'emergenza certificata comunica con una comunicazione alle altre ASL. Il DG narrata situazione fisiologica, sarà la 35esima lettera che invio. Famiglia, chiama i carabinieri, dateci da mangiare. RVM est in domus bombas, in ubiaca sal bombas. Oggi il TAR decide sull'ampliamento, scontro tra ambientalisti e regione. Così raffinato e prelibato il gelato entra nei piatti. Gusto, i grandi chef lo propongono nel risotto. Vabbè. A Roma tutto pronto per il Major Premier Padel. Al Foro Italico inizia il torneo internazionale. Ormai questo sport puro est alla pace. A Roma si prepara ad accogliere il grande padel internazionale con il ritorno della BNL Italy Major Premier Padel dal 31 maggio al 7 giugno. 240 atleti, 52 coppie nel tabellone femminile e 68 in quello maschile. Questo è lo spettacolo che Roma offre nella cornice unica del Foro Italico. Padel. A proposito del padel, l'inviti deve fare deve concursare sul campetto del padel, bianca sopra una cupola, insomma, che lo concursata, e poi questa questione della palestra, dessa campetto, posso BT volley, siccome mi hanno dato che la BT volley già è stata in serie D, è possibile che magari è stato omologato oppure su questa palestra che bescomo e comunque sia sono studiando in maniera che poi sappiano io di piacere lo rispalto a destra dessa palestra insomma che tanne che parte di questo muro che bestia. Allora andiamo da innantesi e diamo de atteru ed è preciso alla scoperta della colonia penale Mamone, regno della biodiversità. L'istituto apre la porta a 200 persone in visita nelle diramazioni. Si può davvero definire uno scrigno di biodiversità, macchia mediterranea, lecci da sughero, rocce, fiori ed essenze, anche microclismi differenti e una fauna altrettanto ricca. I 2700 ettari della colonia penale di Mamone sono un luogo dove la natura ha subito solo minime modifiche dalla mano dell'uomo. Così questo luogo, concepito fin dai suoi primi anni per una rieducazione della pena attraverso il lavoro all'aperto nelle varie diramazioni, alcune davvero distanti dal nucleo centrale, continua a proporre iniziative di conoscenza e confronto e di apertura verso il territorio che guarda con sempre più interesse a questo enorme parco, sempre meno top secret.
L'ultimo evento, in ordine di tempo, ha il sapore della scoperta, un viaggio inedito, ma che è il frutto di un percorso ragionato e creato dall'amministrazione del penitenziario, che in queste iniziative mirate ne ha fatto una vera e propria mission in questi anni. E questo direttore pare che siete metta aperta questa iniziativa sostituire i guarderai il killer. Parla Michele Vacca, referente sardo dell'associazione motociclisti Incolumi. 2 centauri morti, uno gravissimo, appello alla sicurezza dell'ANAS. Non solo il guardarai, insomma, che hanno arrivata la persona che in caduta da essa moto rischia di appunto di macellare in questo piantone e chi regane guardarai e vedi a che sul salva guardarai che vascia praticamente chiara una giunta. Bitti concessi gli arresti domiciliari. Assalto al bancomat, un indagato lascia il carcere. Il Tribunale del riesame ha concesso gli arresti domiciliari a Tizio, 60 anni, coinvolto nell'inchiesta dei carabinieri sull'assalto al bancomat di Bitti del 2 settembre. E Tizio, difeso dall'avvocato Caio, era finito in carcere con l'accusa di possesso di fucile e favoreggiamento, sospettato di aver fornito un trattore utilizzato nella fuga dopo il colpo da 81.000 euro. Secondo gli investigatori, dopo l'incidente del camion usato dalla banda, i due presunti autori materiali dell'assalto avrebbero utilizzato il mezzo riconducibile a Tizio per recuperare e trasportare il postomat strappato dal muro con una ruspa. E va bene. E Tizio ha sempre sostenuto di non sapere che i due lo avessero utilizzato, restando in carcere. Caio e Sempronio, considerati dagli inquirenti il cuore operativo del gruppo criminale. Nell'ambito della stessa operazione era stato arrestato in fragranza anche Marco Ricciu. E va bene. Andiamo da innanzi. Moro all'Isre, soluzione più vicina dopo appunto la decadenza dell'Avra. Moro pare che Bisieta Curziane si dimette dalla Commissione Cultura, risolta la questione quota rosa, cioè un problema di quota rosa, come mai insomma non fanno una emina. Francobollo in ricordo di Grazia, la proposta nel centenario del Nobel. Vabbè, Grazia, proposta originale. A Sosenatos si studia dall'alto, completati i voli su Orune, Biti e Lula, rilievi aerei per l'Einstein Telescope. Si è conclusa con successo la campagna di acquisizione aerea di dati di resistività del sottosuolo della Barbagia nell'area di Sosenatos, candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo di onde gravitazionali. L'indagine, commissionata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e coordinata dal Centro di Caratterizzazione Geofisica per l'Einstein Telescope, in collaborazione con l'Università di Cagliari, è stata condotta con una serie di sorvoli in elicottero per acquisire dati geofisici attraverso la metodologia AEM, Airborne Electromagnetic, tecnica che consente di misurare la resistività elettrica del sottosuolo da piattaforma aerea e di ottenere immagini su vaste aree e grandi profondità in tempi rapidi. Durante l'indagine l'elicottero ha sondato un'area di 400 km quadrati, percorrendo complessivamente circa 3.000 km di linee di volo. Quindi è finito, non ne siamo quasi mancabizzato. Scienza di vario di genere, dibattito con gli studenti. L'Istituto Ciusa ospita la nuova tappa del progetto Margherita a tu per tu con Sandra Ennas, ingegnera di Sardegna Ricerche.
Oh. Intanto, Biblioteca Sata, dialogo Nuraggi con Namulgià Raionato di Custo e Scusta in Bebe Maria Ausilia Fadda. Con l'ultimo appuntamento in programma, domani si chiude il ciclo di incontri primaverili sulla valorizzazione del patrimonio nuragico organizzato dall'Associazione Sardegna verso l'UNESCO. L'appuntamento alla Biblioteca Sata, eccetera, eccetera. Va bene. Andiamo da innanzi. Eversione di stampo fascista, comincia il processo in Assise. Non abbiamo quasi già dimenticato di questo fatto che riguarda la stente delle Torpè. Se a giudizio volevano rovesciare l'ordine democratico, potevi scrivere. Chissà in un bene resistito. Secondo l'accusa, tra il 2019 e l'estate 2021, ognuno con il suo ruolo, tra posizione centrale e altre più defilate a Torpè e dintorni, avevano messo su un gruppo criminale con un obiettivo che sembrava uscire dritto dai tempi più bui e passati della storia d'Italia, e dal nome che era tutto un programma, Fronte Legionario Sardo di Narayana Potischi. Un gruppo, sostengono gli inquirenti, che puntava non solo a piazzare consistenti quantità di droga nel mercato poschiatico isolano, ma anche a rovesciare l'ordine democratico attraverso attentati, incendi, intimidazioni, e che comunque puntava a riorganizzare il partito fascista o nazionalsocialista in chiave sarda e con base a Torpè, Potischi. Il progetto, stando alle indagini da parte del suo presunto ideatore, il quarantenne di Torpè Ananio Manca, era così deciso che lo stesso promotore in una fase iniziale era stato estromesso dal movimento di estrema destra Ultima Legione proprio perché accusato di essere troppo estremista, e per questo il giovane baroniese, stando a quanto sostenuto dall'indagine, avrebbe deciso di creare un gruppo suo, il Fronte Legionario Sardo, Canto Titimo Mamea. Per la difesa, in sostanza, l'intera accusa invece è priva di fondamento, né tantomeno è supportata da prove o indizi. Non c'entro niente né con gli attentati né con il razzismo e il partito fascista. Non ho mai pensato di fondare un partito del genere. Leggo Mussolini così come leggo Gramsci. Quando agli attentati dico solo che sono stati fatti anche a persone a me vicine. Figuriamoci quale interesse avrei potuto avere di farli. Quindi tutti innocenti. RVM al TAR, il TAR decide sull'ampliamento, scontro tra ambientalisti e regione, la giunta si costituisce contro il ricorso, un atto dovuto, critica sinistra futura mantenne sempre sospese in due scarpasa, este chi so scanfato ricorso, ma è pure sa regione. La vicenda dell'ampliamento dello stabilimento RVM di Domusnova diventa nuovamente teatro di scontro politico. Oggi il TAR si riunisce a Cagliari per discutere il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste contro il decreto del commissario ad acta ministeriale che ha autorizzato l'ampliamento della fabbrica che produce armi e bombe. Le stesse associazioni, in una nota, attaccano la regione che si è costituita in giudizio contro il ricorso. Una decisione che, secondo gli ambientalisti, rappresenta un grave atto politico e istituzionale e giudicano ambiguo il ruolo della regione. Beh, ambiguo. È evidente il ruolo della regione. La regione è una parte del Stato. Anche essa parte del Stato. La costituzione in giudizio era un atto dovuto dal momento che nel ricorso la regione è stata accusata di aver compiuto atti non corretti, risponde l'assessore all'ambiente Rosanna Lacqui. Va bene. La tesoreria di Abbanoa, a Credem, Truzzu attacca la presidente. Allora, Todde, la società è autonoma. Dunque, botta e risposta ieri in consiglio regionale tra il capogruppo Paolo Truzzo e la presidente Todde sull'affidamento del servizio di tesoreria di Abbanoa al credito emiliano. Ecco qua.
Nella sua interrogazione Truzzu parla di investimenti effettuati da Abbanoa in attività finanziarie per 243 milioni di euro affidati ad un unico intermediario finanziario senza alcuna procedura di gara. Truzzu chiede di sapere se esistano atti formali del Consiglio di amministrazione, del Comitato di gestione patrimoniale che abbiano auta gara. Quali vantaggi economici questo investimento ha prodotto per la società? Truzzu infine chiede di sapere se siano stati rispettati gli obblighi di legge in materia di trasparenza, concorrenza amministrativa e contratti pubblici e quali iniziative la Regione intende assumere qualora emergano violazioni o irregolarità. La Posentatore ha replicato evidenziando che Abbanoa è dotata di piena autonomia gestionale e che le relative attività rientrano nella sfera autonoma della società. Vabbè, per questa ragione la Presidente ha precisato che il Consiglio di amministrazione è costituito il Comitato di gestione patrimoniale conferendogli mandato ad operare. Ha inoltre riferito che non risulta una specifica deliberazione dell'organo di gestione sull'operazione, ma che il Comitato avrebbe ritenuto vantaggiosa la proposta formulata da Creden. Vabbè, però è andata a gara. Brosso, 10 reparti pieni, stop ai nuovi ricoveri, l'azienda nessun caos, l'effetto Americas Cap manda in sofferenza all'ospedale, il DG Marcialis capita spesso, è ordinaria organizzazione, corsie piene da Nuora a Sassari, il sovraffollamento è cronico, nei giorni scorsi il caso eclatante di geriatria al San Francesco, che vai attente ai suoi corridoi. Casteggio Sport naturalmente, Caprile, l'addio non è poi così scontato, parecchi Caprile li via muovere dai portieri su Cagliari. Sulle sue tracce in Italia per ora c'è solo il Bologna, le piste inglesi portano al Tottenham e all'Aston Villa. Il Cagliari chiede non meno di 25 milioni e lui lascerebbe l'isola solo per un top club, cioè per un club importante, Cagliari nel cuore del Caprile. Al Brozzo 10 reparti sull'orlo del collasso, la Mongiaistu. In Consiglio scoppia la polemica sul doppio ruolo di Todde. Centrodestra lasci l'interim, la sanità, insomma. Sanità ancora una volta al centro del dibattito del Consiglio regionale. L'occasione è la seduta di ieri, interamente dedicata alla question time con Alessandra Todde, presente in aula in qualità di assessora ad interim alla sanità, perché alla salute era dedicata la gran parte delle interpellanze e interrogazioni discusse ieri, ma è a margine. La formula delle question time con domande e risposte e controreplica lascia proprio spazi, che si è consumato tutto sullo scontro tra maggioranza e opposizione, in particolare l'opportunità che la Presidente della Regione conservi il doppio ruolo ancora a lungo. E il gruppo di questo Bana Briatto Paris. Aeroporti, bordata della CGIL, fusione dannosa per l'isola, cioè è riferito a su fatto che John Bennenne, l'aeroporto del Cagliari ha una finanziaria, SF2I, che già possiede su De Olbia e di Alghero. Privatizzazione di Cagliari, duro attacco alla regione, scelte contrarie al bene comune, preferito il profitto. Beh, certo questo è il profitto. CGL che pure è contraria, non solo una parte della Camera del Commercio, è tanto satiro. Il grande nodo,
resta l'assenza di una gara pubblica. Massima convergenza sui pareri negativi firmati da Corte dei Conti e ANAC, cioè praticamente bastante sparare il negativo su questa cessione del aeroporto, ma accanto pare che chi è il forzana saterala ammetta pur forza. Tra gli elementi da valutare con attenzione il fatto che la Camera di Commercio di Cagliari Oristano ha deciso di non considerare vincolante la procedura di evidenza pubblica, prevista invece dalle norme e dalle disposizioni vigenti in caso di individuazione di soci privati per la gestione degli aeroporti. E questo è un passaggio del documento con cui la CGIL si è di nuovo schierata contro la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari e la contestuale gestione unica della holding che metterà sotto lo stesso ombrello anche gli scali di Olbia ed Alghero, già in mano al fondo di investimento F2I. Ferrari Elettrica tonfo in borsa, l'hanno presentata in maniera straordinaria dopo la presentazione della luce, l'hanno chiamata luce, le quotazioni calano dell'8%, quotazione della Ferrari. Poste, più sicurezza per i clienti. La Posta Italiana è da sempre impegnata anche in Sardegna sul fronte della cautela dei clienti, della tutela dei clienti, del personale e del patrimonio aziendale. Il gruppo, guidato dall'amministratore delegato Matteo De Fante, ha creato il Business Control Center, una cabina di controllo cui sono affidati 4 compiti fondamentali: monitorare in tempo reale i servizi erogati da Poste Italiane, sorvegliare sulla sicurezza dei clienti all'interno degli uffici postali e dei dipendenti in tutte le sedi di lavoro, contrastare le frodi e il crimine informatico. Bene. Andiamo alla politica internazionale. Dagli USA attacco al sud dell'Iran. Allora, raid missilistico nell'area di Bandar Abbas. Rubio, un'intesa è ancora possibile. La tensione alle stelle in piena trattativa. Khamenei, accordi violati, reagiremo. Khamenei, Fizzi naturalmente, la Khamenei Babu è stata a Paschere, paradiso islamico pieno di Michele, dell'Idone, di Emin Annudas e così via. Israele avanza, Hamas ucciso il capo militare. Salta la tregua e si estende la battaglia in Libano. Israele allarga l'offensiva oltre la linea gialla, supera il Litani e punta su Nubatie, principale centro della regione meridionale, mentre i raid si intensificano anche nella valle del Bekaa. Hezbollah tenta di rallentare l'avanzata israeliana con droni e razzi, ma il bilancio degli uccisi nei bombardamenti continua a salire e il governo israeliano ha mobilitato altri riservisti. E intanto in Arana de El Morto Puro, ecco, le forze aeree militari israeliane con un raid sarebbero riuscite ad eliminare il nuovo numero 1 dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh. Dall'inizio dell'escalation del 2 marzo il bilancio complessivamente avrebbe superato 3.200 morti e 9.700 feriti, un'istrage totale. Oh yeah. Iran, attacco USA sui siti di missili intorno allo stretto di Hormuz. Medio Oriente, ira di Teheran e Pasdaran aprono il fuoco contro un caccia F-35 Pasdaran e niente meno. Allora, mentre prosegue tra numerosi ostacoli il processo negoziale che arriva per arrivare ad un accordo tra USA ed Iran, Washington torna a colpire e la tensione tra le parti risale pericolosamente. Il CENTCOM ha
ha affermato il CENTCOM, ha affermato di aver condotto attacchi di autodifesa contro siti di lancio di missili e imbarcazioni iraniane intorno allo stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Vabbè, che in questo terminamos, si tenno verdade e non damos appuntamento. Torna a casa, salutissimo. A mentre vedere di buona tutto da Bizzi TV e menzo a casa. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, la bianca luna che mi ha fatto sognare.